stessa briglia e ce ne può sta America a noi napoletani, a noi lancia gli agni così come amare sto pane. Ed era questa bellissima canzone, ma purtroppo ci sono le telefonate, siamo agli sgoccioli. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera signore. Io sono un'amica di Pagani che ha chiamato prima. Sì, Ho dedicato la canzone alla mia amica Anna. L'americano? Lei mi ha fatto la canzone per mia mamma, Girardina. Sì. Però la mia amica no, era l'emigrante. Era l'emigrante, signore, abbiamo cantato proprio adesso. No, L'emigrante, guardi, quella di signore. Merola e Francesco Merola. Mario Merola e Francesco Merola. Ah, ho capito signore, però io ho spiegato una cosa all'inizio di questa trasmissione. Sì. Ho spiegato, ho detto che in questa trasmissione non si canteranno canzoni di altri cantanti, ma si canteranno solamente canzoni classiche. Perché? Perché in questa trasmissione verranno ospitati questi cantanti. Hai capito? Poi ti assicuro che fra 2 o 3 settimane voi troverete ospite d'onore in questa trasmissione Francesco Merola. Allora posso mandare un'altra canzone? Posso Sì, cambiare? signora, abbiamo altre 2 canzoni un pochettino, cantiamo un pochettino tutta l'Ave Maria. Ma io ho chiamato la prima cliente. Signora, mi dovete credere, siamo proprio pochi minuti. Mi dica, ditemi la canzone. Una bella canzone dei Mario Nardi. Mauro Nardi, signora, e vi sto spiegando che non canto canzoni di altri cantanti. Io non lo so se... Signora, io canto canzoni classiche. Allora una canzone da piacere suo. Va bene, e allora con La tutto il dedicato cuore vi alla faccio signora. ascoltare questa canzone. Mi può dare in diretta la dedicazione alla signora Anna? Non ho capito, signora. Può dire che la dedico alla signora amica Anna? Allora, come ti chiami tu, scusami? Mi chiamo Maria. Maria ad Anna, questa bellissima canzone, Lauretta, ecco, va bene? Buonasera. Grazie, ciao, bella, dal CD numero 1, Lauretta numero 3. Ecco, arriva Roberto alla regia, dopo di questo l'Ave Maria e poi la sfumi tu come sai tu, va bene? Grazie. Ecco, Lauretta, telefonata, pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Ciao. Ciao, bella, come ti chiami? Roberto. Come ti chiami? Agnese. Agnese. Agnese, come stai? Sto bene, tu come stai? Grazie a Dio, Agnese. Agnese, la verità, durerebbe un'altra oretta questo programma, fosse buono. Sì. Ti tieni in compagnia, giusto? Sì. Poi vediamo un po' di parlare un pochettino con la redazione, di portarlo un pochettino più avanti, Roberto, Dimmi, bella. io vorrei mandare tanti bacioni Sì? a Baby, Sì? tua figlia, Grazie. tua mamma. Grazie. Poi mando un bacione, tu mi conosci. Mando un bacione a mia mamma Emanuela. Sì. Secondo piano, Sì. dove stai tu? Grazie, ho capito. Mia sorella Angela e tutti quanti. Ti ringrazio Un moltissimo. bacione forte alla tua principessa, che è tanta bella. E ti ringrazio moltissimo. E poi ancora tanto successo a tuo figlio. Grazie, bella, grazie, ti ringrazio. Puoi ascoltare un pezzettino di tuo figlio anche, se possibile. Se è possibile, ma penso di no, non ce la facciamo, la prossima settimana. Ha cantato Roberto, 3 canzoni in questo Roberto, tempo. fammi ascoltare un poco Lauretta. Va bene, allora chiudo con questo qua e poi andiamo con i saluti, va bene? Allora ti lascio tanto successo e tante telefonate. Grazie bella, grazie. Ciao. Ciao bella. Allora fermiamoci un attimo con le dirette, andiamo un pochettino con questa qua e poi mandiamo i saluti sulla sigla che lui sa già, Roberto. Lauretta per tutte le spose. L'ho sognata vestita d'argento, eri un angelo sceso dal cielo, e domani vestita di nero, papà tuo ti porta a sposare, le campane che suonano a festa, per la gioia di chi ti vuol bene, papà tuo dentro il cuore ci tiene, i ricordi più belli di te. Lauretta mia, bimba donata, la serenata te la canta papà, la voce trema dall'emozione, questa canzone l'ho fatta per te. La prossima settimana questa canzone sarà più lunga, non vi preoccupate,
per questa settimana è andata così. Allora facciamo un pochettino l'Ave Maria, ecco, che si trova sempre sullo stesso CD, nel numero 7, eccola. La facciamo tutta questa qua e poi andiamo sui saluti sulla sigla. Mi dovete scusare per la regia, questa settimana è successo così, la prossima settimana non succederà così. Dispiace perché purtroppo lo spazio è poco e allora ci sono dirette, ci sono tutte queste cose qua. Ringrazio a Roberto Tartaglia in regia e i cameraman Alfonso e Clemente che sono stati molto gentili. E ancora all'amico Passariello, l'amico Michele, ancora il signor Pasquale di Tutto Ok e l'amico Baffone e mio figlio che stanno qua. Vai con questa bellissima Ave Maria per tutte le persone che si devono sposare. Questo è l'originale che io canto in chiesa. Se volete Roberto Salone nelle vostre feste potete chiamare a quel numero che esce verso la vostra televisione, eccola. Roberto, un po' di pazienza, questa sera siamo saltati un pochettino sopra. E un bacione ancora, un salutone alla proprietà di questa bellissima televisione. Ave Maria. Ave Maria. Vergine del cielo, sovrana di grazia, Madre mia, ti accoglio, ognora la fervente preghiera. Non negare a questo straziato mio regalo mio sperduta l'anima mia ritorne a te e pien di spene si posta in noi fin torni a te mentre mia la pace che solo tu sai Tanti auguri a tutte le spose, tanti auguri a tutte le persone che ci vogliono bene.